Oggi parliamo di quella che nell'antico regno delle due Sicilie, quindi da Palermo a Napoli o da Napoli a Palermo, come preferite, si chiamava la cucina dei Monzù. Quindi un termine un po' strano che non fa parte della lingua italiana, ma in realtà non è neanche francese. Chi erano i Monzù? I Monzù erano i capicuochi delle famiglie patrizie aristocratiche napoletane, i migliori cuochi di corte Borbone. Oggi diremmo i cuochi stellati del Settecento e dell'Ottocento. La parola Monzù è la napoletanizzazione di un francesismo della parola Messier, solo che noi abbiamo mille talenti, tranne quello delle lingue straniere, corrompemmo Messier in Monzù, insomma è una corruzione linguistica. Cuochi napoletani ma formatisi alla scuola di cucina francese. Ma perché francese? Perché nel seconda metà del Settecento sul trono di Napoli c'è Maria Carolina d'Austria, moglie di Ferdinando IV Borbone, il re Nasone, il re Lazzarone. Lei tormentava il marito anche da un punto di vista gastronomico. Ferdinand, la cucina napoletana è così basica e essenziale, bisogna sprovincializzarla. Cosa fa allora? Prende i cuochi di corte da tutte le regge del regno e li manda a Parigi a studiare la cucina in voga nel Settecento, quella francese. Perché Parigi? Perché ovviamente a Parigi c'era la sorella, la moglie di Luigi XVI, Maria Antonietta, quella che verrà decapitata dalla Rivoluzione francese. Nasce la figura del Monzù, cuoco napoletano ma formatesi alla scuola parigina. Arriva la cucina aristocratica napoletana, arrivano i sartù, i babà, i gâteau, i ragù, tutte le prelibatezze oggi assolutamente napoletane ma di origine francese.